rapporti sempre più tesi tra Cassugana e Contarina. Ieri il sindaco di Treviso assente all'inaugurazione del nuovo impianto di Signoressa. Non festeggio con chi provoca tensioni, dice. I primi cittadini di Treviso Oderzo soddisfatti della prospettiva di chiusura dei centri di accoglienza migranti nei loro territori, ma Maria Scardellato mette in guardia, resta grave il problema di chi ha ottenuto lo status e non sa dove andare. 24enne perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e si ribalta sulla carreggiata, paura del diario della Repubblica. A Treviso la macchina prende fuoco, la ragazza si salva per miracolo. Inseguimento tra la polizia locale, due truffatori avevano clonato i documenti di un SUV appartenente a un ignaro automobilista che si vedeva recapitare le sanzioni delle loro scorribande. La richiesta di aiuto alla nostra emittente dei residenti di una strada di Treviso abitata da decine di famiglie è usata come scorciatoia dalle auto. L'Italia fra 100 anni potrebbe veder crollare la propria popolazione a poco più di 16 milioni di abitanti, l'inquietante proiezione emersa al Festival della Statistica di Treviso. Singolare dimenticanza dei parenti a un matrimonio a Treviso, mancano le fedi, il parroco costretto ad allungare la cerimonia per consentire di andare a recuperarle e sposare la coppia. Il viaggio della memoria della Grande Guerra, stasera vi mostriamo la penna con la quale Ermete Gaeta scrisse lo storico inno del piano. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali si apre con i rapporti davvero sempre più tesi tra Cassugana e la società dei rifiuti Contarina. E non è un caso che ieri fosse assente all'inaugurazione del nuovo impianto di compostaggio di Signoressa proprio il primo cittadino di Treviso, Mario Conte, che dice non festeggio con chi crea tensione. Quando ci sono dei momenti di tensione non si ha voglia di festeggiare, soprattutto con chi te li sta provocando. La sua assenza all'inaugurazione del nuovo impianto di lavorazione dei rifiuti di Signoressa è stata più eloquente di 1000 dichiarazioni, anche perché non erano presenti solo i sindaci del comprensorio, ma anche il presidente della regione Zaia e quello della provincia Marcon, leghisti come lui. Messaggio arrivato forte e chiaro a Contarina, quello del sindaco di Treviso Conte. Troppe le questioni ancora irrisolte sul piatto, dal contenzioso da 1 milione di euro tra la società di Lovadina e Cassugana al servizio di smaltimento rifiuti e cura del verde in città giudicato deludente. Io credo che ci siano delle partite da risolvere con Contarina, sia legate ai servizi in essere nei confronti della nostra città e sia quel contenzioso che non riguarda la nostra amministrazione, ma che adesso ci è stato sollecitato da Contarina. Siamo aperti per trovare ovviamente le soluzioni, perché al centro della nostra azione c'è sempre l'interesse dei cittadini. Francamente nel frattempo io personalmente non me la sento di andare a tagliare nastri, a brindare, a fare dei finti sorrisi quando persistono queste situazioni di tensione. Prima le si risolve e poi si può continuare a far festa. C'è anche da dire che Contarina è la principale partecipata ancora a guida PD e la Lega mira alla presidenza. Conte in questo non si inoltra, ne fa semmai una questione di correttezza. Per me prima viene sempre il bene dei cittadini, quindi dobbiamo chiudere una serie di partite per garantire il servizio e soprattutto per chiudere quella partita finanziaria che oggi ci lega con Contarina. Dopodiché i rapporti potranno tornare a essere sereni. E proprio il sindaco di Treviso, ma soprattutto il primo cittadino di Oderzo, si dicono soddisfatti della prospettiva ipotetica di chiusura dei centri di accoglienza nei loro territori, ventilata ieri ai nostri microfoni dal prefetto di Treviso. Ma la prima cittadina di Oderzo, Maria Scardellato, mette in guardia: il problema di coloro che hanno ottenuto lo status e non sanno dove andare rimarrà e forte. Massima fiducia e massimo ringraziamento a Salvini, che intanto ha ridotto gli ingressi e quindi permette di fare di questi discorsi. Parte da qui la risposta del sindaco di Oderzo Maria Scardellato alle dichiarazioni del prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, che ai nostri microfoni, prendendo atto della riduzione del numero di migranti sbarcati sulle coste e quindi inviati nei diversi territori italiani, ha prospettato la progressiva chiusura dei centri di accoglienza, aggiungendo che tra l'ex caserma Zanusso di Oderzo e l'ex Serena ai confini tra Treviso e Dosson, la prima struttura a essere chiusa sarebbe proprio quella di Oderzo. Non è una gara tra noi e Treviso, sarà una valutazione di opportunità oggettiva in relazione sia alle condizioni delle due caserme sia anche in condizione rapporto
tra il numero dei richiedenti asilo e il numero degli abitanti. Non dobbiamo essere in concorrenza Oderzo e Treviso, anzi siamo dalla stessa parte e quindi l'obiettivo è comunque di chiuderle entrambe. Sentire un prefetto che parla di chiusura dei centri di accoglienza è una notizia positiva. Mi va bene che cominci da Oderzo, la inviterò già nei prossimi giorni a visionare anche tutti quei centri di accoglienza che ci sono nel nostro territorio comunale e che non sono la caserma Serena, perché ci sono tutta una serie di criticità legate a degli altri hub un po' più piccoli che stanno creando diversi problemi nel territorio e richiedono sicuramente l'intervento anche del prefetto. Il sindaco di Oderzo tuttavia torna a mettere in guardia rispetto al fatto che la chiusura di questi grossi centri, dice, non basterà a risolvere la questione migranti, che anzi esploderà in tutta la sua gravità. Il problema da affrontare adesso comunque è come gestire coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato e che quindi rimarranno nel territorio e dovranno farlo con un'abitazione, con un lavoro. Apriamo la finestra sulla questione Olimpiadi 2026, con Milano e Cortina alle prese con il tira e molla di Torino. La settimana prossima molto probabilmente l'ultimo vertice per verificare se esiste ancora o meno un tridente. Se il governo era disposto a fare la sua parte con 3 soggetti organizzatori, perché non dovrebbe farla con 2, 1,5, 2 3/4? Per parte mia farò il possibile. Una proposta di candidatura olimpica italiana ci sarà. L'unica certezza è questa, lo dice il vice premier Matteo Salvini sul palco della manifestazione nazionale di Fratelli d'Italia a Treiu. È solo l'ultimo tassello di un puzzle ingarbugliato che sta facendo venire il mal di pancia al Veneto e agli operatori turistici ed economici veneti, soprattutto quelli della montagna. L'ultimo chilometro della maratona verso le Olimpiadi invernali 2026, ma anche il più difficile, con 2 a gareggiare alleate, Milano e Cortina, e la terza, Torino, persa per strada. A me piaceva l'idea di una Olimpiade italiana, di tutte le Alpi, che partisse in Piemonte e arrivasse in Veneto, continua Salvini. Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura e ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Sulla fine del tridente si era espresso anche il sottosegretario leghista Giorgetti. Io settimana scorsa ho mandato una bozza di protocollo di intesa alle 3 città chiedendo di sottoscriverlo. Se lo sottoscrivono può rinascere, ma mi sembra che non siano intenzionati a farlo e quindi la vicenda è chiusa. Ma forse uno spiraglio c'è. Sembra che si stia organizzando per la settimana prossima l'ultimo tavolo, l'ultimo vertice per chiudere in un modo o nell'altro la partita a 3. L'ultima spiaggia prima di accantonare definitivamente Torino, con il capoluogo piemontese schiacciato dalla schizofrenia 5 Stelle, tra chi la vedrebbe bene candidata da sola, come ha ammesso ieri il ministro Toninelli, e chi, sindaco appendino in testa con il supporto di Di Maio, proprio non ne vuole sapere. Il nodo è quello dei finanziamenti, ma Salvini su questo è chiaro. Io penso che ci sia una marea di privati che è pronta a mettere il loro contributo, perché il prodotto Italia nel mondo è incredibilmente atteso. Il caos comunque resta, e dubbi anche, una situazione che non piace a Zaia, ma non solo. Su questo punto è arrivato anche il sostegno del deputato bellunese pentastellato Federico D'Inca. Sono convinto, ha detto, che ai prossimi tavoli di confronto con il governo si potrà tornare a parlare di finanziamento alla candidatura di Milano e Cortina, una volta che le acque si saranno calmate. Ma il tempo stringe, il Comitato Olimpico Internazionale attende, ma ancora per poco, poi sarà scelta sulle candidature e non si potrà più tornare indietro. Torniamo alla cronaca della Marca, la paura la scorsa notte per una ragazza di 24 anni alla guida di una Smart che poco dopo l'1:15 si è improvvisamente schiantata fuori strada lungo Viale della Repubblica. Nell'urtare però contro un muretto a bordo strada la vettura è rimbalzata al centro carreggiata prendendo fuoco, come vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La giovane fortunatamente è uscita in tempo dal mezzo, è rimasta ferita lievemente, è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti, ma si è davvero salvata per miracolo prima di rimanere intrappolata nell'auto in fiamme. Una storia terribile che viene dal Coneglianese, la mamma che affida per impegni di lavoro la figlia per alcune ore a un vicino di casa e questi ne approfitta davvero in modo terribile. Per 4 mesi ha costretto la ragazzina di 14 anni ad avere rapporti sessuali con lui, i fatti risalgono tra l'ottobre 2012 e il febbraio 2013. La mamma spesso si doveva assentare da casa per andare a fare assistenza domiciliare, così aveva pensato di lasciare i suoi figli, un bambino e la 14enne, al vicino di casa che all'epoca dei fatti aveva 30 anni. L'uomo, approfittando della fiducia della donna, aveva avvicinato la ragazzina fino ad abusarne sul divano,
quando il fratello era a letto. A fare venire a galla la grave vicenda, la confidenza dell'adolescente ad un'amica di famiglia. Messo alle strette dalla mamma e dal vicino di casa, aveva ammesso tutto giustificandosi così: sì, l'ho fatto, ma l'ho fatto piano. L'uomo, al termine del processo, fu condannato dal Tribunale di Treviso a 9 anni di reclusione per violenza sessuale su minore, una pena che ora i giudici della Corte di Appello gli hanno ridotto di 18 mesi, 7 anni e mezzo complessivi, accogliendo le richieste difensive dell'avvocato Benedetto Pinto. Inseguimento a Cimadolmo dalla parte degli agenti della polizia locale, della sinistra Piave del comando di Cimadolmo, dall'altra un SUV di colore nero che era stato segnalato da alcuni giorni per attività sospetta. Da una prima analisi, il risultato appunto dell'analisi della polizia locale è risultato sconcertante, perché la macchina era stata, diciamo così, clonata. Il SUV era il clone perfetto creato su una vettura rubata in Campania un anno prima. È stata sottoposta a attente modifiche da parte degli indagati, dei 2 truffatori che erano a bordo del SUV, tanto da dare all'auto una nuova identità, identica a quella in possesso di un ignaro cittadino dell'Emilia-Romagna che si vedeva recapitare periodicamente sanzioni e atti relativi alle scorribande dei 2 truffatori. L'inseguimento è andato a buon fine, i 2 sono stati denunciati dalla polizia locale. Denunciato anche un ragazzino minorenne che ha rubato un iPhone da 600 euro in un negozio di Conegliano e aveva una lunga sfilza di precedenti. Minorenne, ma già con una sfilza di precedenti penali per spaccio e furto, denunciato più volte, mai redento, tanto da riprovarci nuovamente. La prima parte del suo piano è andata a buon fine quando in un negozio di Corte delle Rose a Conegliano, seguendo evidentemente una tecnica già messa in atto, ha distratto una commessa e in un baleno le ha rubato l'iPhone da 600 euro che si trovava sul bancone. Il ragazzino si è poi volatilizzato in pochi istanti, ma la sua fuga è servita a poco. Immediatamente allertata la polizia, gli agenti si sono per prima cosa recati presso la stazione ferroviaria, verso la quale il giovane si era diretto forse per salire sul primo treno in direzione Treviso. Con l'aiuto poi della polizia locale, in breve tempo è stato possibile realizzare un identikit del ragazzo che, tra l'altro, si era recato nello stesso negozio solo qualche giorno prima perché interessato all'acquisto di un prodotto le cui scorte erano però terminate. Per questo motivo il ragazzino aveva lasciato alla commessa proprio il numero di telefono in attesa di venire contattato. Errore cruciale, proprio il numero di cellulare è stato determinante per risalire all'identità del ragazzino, già conosciuto alle forze dell'ordine e ora nuovamente deferito al Tribunale dei Minori di Venezia. Lasciamo la cronaca, torniamo a Treviso, nella zona del quartiere di Santa Bona ci chiamano i residenti per, lo dico ad antena, c'è una strada pericolosa e si sentono da troppo tempo abbandonati. Sentiamoli. È 1 anno e mezzo che abbiamo fatto una petizione di firme per modificare la viabilità di via Bianchini. Quest'anno in aprile il comune ha dato l'ok, avevano detto che in agosto cominciavano i lavori, siamo a fine di settembre e non abbiamo visto nessuno. Via Bianchini, stradina che corre parallela a via Ronchese. I residenti avevano chiesto e ottenuto la revisione della viabilità con la creazione di un senso unico da via Santa Bona e il divieto di svolta invece da via Immacolata. L'ordinanza della polizia locale non è però mai stata tradotta in un provvedimento concreto dagli uffici municipali. Avevano detto che passavano, che prendevano provvedimenti, però da che abbiamo consegnato la carta adesso è già 1 anno e non si vedono risultati. E allora noi abbiamo chiamato voi perché ci date un po' di voce in più, insomma. Niente marciapiedi, niente pista ciclabile, nessuna barriera se non questo muretto che delimiti i giardini dalla carreggiata. Una strada di palazzi di edilizia popolare che dopo le ristrutturazioni si sono via via ripopolati di famiglie. Come vede ci sono bambini da 4 mesi fino a 7-8 anni, giustamente non possono giocare perché c'è un via e vai a senso unico di macchine che sfrecciano anche gli 80 all'ora. Addirittura qualche genitore si mette anche in strada per evitare che una macchina che ha preso la velocità finisca addosso ai bambini. I residenti si appellano alla nuova amministrazione, istituisca il senso unico e imponga il limite dei 30 km all'ora. Che non aspettiamo che succeda un qualcosa di grave, perché bambini ce ne sono, ed è facile che uno scivoli su una macchina. Allora, se aspettiamo il male per ottenere un qualcosa dopo, non lo so.
Lo dico l'antenna allora, come sempre lo spazio dedicato a voi, segnalateci disagi, problemi, noi interverremo per cercare di risolvere o quantomeno di segnalarli a redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. E adesso il mercato del lavoro in provincia di Treviso nel secondo trimestre con cifre a due facce, picco occupazionale tra aprile e maggio e poi il crollo a giugno. L'analisi è della CISL. Mercato del lavoro fra luci ed ombre. Il dato positivo è che l'occupazione nei mesi di aprile e maggio ha raggiunto i livelli pre-crisi con un record di 5.755 unità rispetto al 2008. Gli oltre 30.000 posti di lavoro persi durante la crisi sono stati recuperati, ma a giugno la situazione viene ribaltata e si registra un calo drastico, preoccupante. È un dato per noi nuovo che ha bisogno di una riflessione ben profonda, perché perdere 3.500 addetti in un mese, 4.500 in un mese, è veramente difficile da decifrare. Una frenata solo in parte riconducibile alla scadenza dei contratti a termine degli insegnanti. Il settore dell'istruzione chiude con un saldo negativo di meno 3.445 a causa della fine dell'anno scolastico. L'industria cresce ma lo fa lentamente. Bene invece il settore metalmeccanico, l'industria della chimica e plastica e le industrie alimentari. Ottima la ripresa anche per uno dei settori che più era stato penalizzato, quello delle costruzioni, che chiude con un saldo di più 430. Boom anche per le attività immobiliari che passano da un più 15 a un più 265. Aspetti positivi anche sul fronte delle forme contrattuali. Abbiamo visto che il trend dell'occupazione sta crescendo, abbiamo visto la frenata dei contratti atipici e pertanto auguriamo che la definizione delle regole dei rapporti di lavoro vada a far sì che le imprese recuperino velocemente. Rimane invece il problema lavoro per gli ultra trentenni e soprattutto cinquantenni. Il post-crisi ha lasciato per strada, seguito anche dalla riforma Fornero, ha lasciato per strada e sta lasciando per strada delle persone che non ce la fanno a riqualificarsi e non ce la fanno ad agganciare la pensione, e pertanto questo sta diventando un problema che, se non affrontato subito, ricadrà ovviamente sulle casse comunali. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. 22. Rieccoci in studio in diretta al telegiornale di Treviso per parlare della 25esima giornata mondiale dell'Alzheimer di domani. Due iniziative organizzate dall'ISRA di Treviso, una mostra fotografica dal titolo Ogni vita, un capolavoro, e una camminata solidale, appuntamento domani mattina dalle 9:30. Vediamo. Il capolavoro di Leonardo da Vinci, La dama con l'ermellino, accanto alla foto di un'anziana con in braccio un cagnolino. La tenerezza di queste immagini che ferma il tempo, le emozioni, un istante che lei non ricorderà, ma che sarà lì a testimoniare quel momento unico e irripetibile. Le persone che hanno partecipato a questo progetto non si ricordano magari di averlo fatto, ma si ricordano che quel giorno qualcuno è stato completamente assorto e ha girato intorno a loro e quindi si sono emozionate su questo. Così è nata l'idea di questa mostra fotografica, anziani immortalati vicino a 33 celebri opere d'arte dal 400 all'età moderna. Come lo dice lo stesso titolo della mostra, ogni vita è un capolavoro. Non solo, ma l'ISRA di Treviso celebrerà la 25esima giornata mondiale dell'Alzheimer domani con una camminata solidale. Si partirà alle 9:45 da Porta San Tommaso e si arriverà alle 11 in piazza Santa Maria dei Battuti. Sulla maglia una scritta che dice tutto: il cuore non dimentica. Direi proprio di no, il cuore non deve dimenticare, e questo è il motivo per cui noi facciamo questa terza camminata, proprio per non dimenticare. Sembra un gioco di parole, perché uno dice non dimenticare, ma purtroppo ricordiamo quelli che stanno dimenticando. Un modo per entrare in contatto attraverso l'arte con chi soffre o è solo. La passeggiata solidale e la mostra servono a sensibilizzare verso un fenomeno in aumento. I pazienti con l'Alzheimer sono 70.000 in Veneto, 14.000 nella Marca, 1.400 nella sola Treviso. Non ci sono cure, non si capisce perché una persona venga colpita.
Sappiamo benissimo invece che è una malattia che sta prendendo fasce di età anche molto più basse. Casi che un tempo si dicevano no, sono i vecchi che dimenticano, le demenze sono tipiche dei vecchi e della vecchiaia, oggi abbiamo casi di 50-55 anni, quindi siamo a un livello abbastanza devastante e anche molto preoccupante. Cambiamo argomento, un sorriso per una vicenda davvero singolare avvenuta a Treviso. Siamo in periodo in cui ci sono molti matrimoni e c'è stato un matrimonio che rischiava di saltare, rischiava di essere in qualche modo rovinato per un contrattempo. Scena di un film che a Treviso è diventata realtà. Protagonisti due sposi che oggi in una delle chiese della città hanno fissato il loro matrimonio. Cerimonia come si conviene, preparata da mesi e in ogni piccolo particolare, a parte le fedi, che pare dovessero essere portate da uno dei testimoni della sposa. Ma come si dice, l'emozione gioca brutti scherzi e così davanti all'altare, solo a cerimonia iniziata ci si è accorti che le fedi non erano arrivate. Qualche attimo pare di vero panico da parte del responsabile, peraltro inchiodato al lato sposi, che ha pensato bene di scrivere un biglietto finito davanti al celebrante, il quale l'ha fatto girare ai genitori della sposa col risultato di mettere in moto una vera e propria staffetta per il recupero degli anelli. Il tutto ovviamente senza farlo capire agli sposi, già peraltro pare molto emozionati. Stratagemma è riuscito anche grazie al parroco, che ha arricchito la celebrazione nell'attesa che i corrieri nuziali arrivassero per lo scambio di rito. Tensione d'attesa pare durata in tutto una decina di minuti e felicemente terminata come si conviene. Tutto bene quello che finisce bene dunque? Non proprio, perché in questo matrimonio pare proprio che l'emozione abbia giocato brutti scherzi a tutti, anche agli invitati, con il risultato che all'uscita non c'è stato il lancio del riso semplicemente perché nessuno si è ricordato di portarlo. Forse non certo buoni auspici, ma tant'è. Intanto viva gli sposi. L'Italia fra 100 anni, a condizioni invariate rispetto ad ora, potrebbe veder crollare la propria popolazione arrivando a poco più di 16 milioni di abitanti rispetto ai quasi 60 milioni attuali. Un puro esercizio statistico che secondo gli studiosi però deve far riflettere sulle politiche per la natalità e il sostegno della famiglia. Questa inquietante proiezione è emersa oggi a Treviso nella seconda giornata del Festival della Statistica. In un programma informatico sono stati inseriti il tasso di fertilità attuale e l'attesa di vita dei bimbi nati oggi per capire quante persone abiteranno la penisola nel 2018, poco più di 16 milioni è stato il responso perché ciò si verifichi tra 100 anni, anche se già tra 20 anni, secondo gli esperti, 8 milioni saranno in meno rispetto ai 59 milioni attuali. Dunque proiezioni inquietanti, ma proiezioni basate sulla statistica, una scienza che di fatto orienta molto spesso le nostre scelte, anche quelle dello Stato, e non molti sanno che l'ente che sovrintende la statistica in Italia è nato proprio nella Marca. Ancora troppo pochi sanno che chi ha inventato l'istituto che determina molte scelte degli italiani, l'Istat, è nato a Motta di Livenza e con lui di fatto lo studio della statistica. È nata con Corrado Gini a Motta di Livenza e quindi da lì è nata la principale scuola italiana di statistica, da lì è nata l'Istat, da lì è nata la Società Italiana di Statistica grazie a Corrado Gini, ed è proprio in ricordo di Corrado Gini che è iniziata la prima edizione e siamo alla quarta edizione. Numeri che sono di scena in questo fine settimana in città con una serie di iniziative nelle piazze, tutte dedicate alla divulgazione di questa scienza che, volenti o nolenti, orienta le nostre scelte, dalle più banali a quelle più importanti. Non a caso, tra i temi in dibattito è la statistica e la falsa informazione, o come si dice, le fake news. Cosa c'entrano le fake news con la statistica? Allora, le fake news si basano su dati che sono sostanzialmente errati. Allora, l'utilizzo errato di dati porta a queste conclusioni e bisogna assolutamente saper usare bene i dati e avere la qualità dei dati è fondamentale. Con dati sbagliati si arrivano a conclusioni sbagliate. Ahimè. Appunto, lei ha preso per esempio i vaccini. I vaccini è una situazione chiarissima di fake news. Sostanzialmente esistono studi scientifici, soprattutto medici, quindi statistico-medici, che dimostrano che non esiste nessuna correlazione tra vaccinazione e autismo. Quindi raccontare queste fandonie è una fake news. Premiati oggi pomeriggio i vincitori della seconda edizione del premio giornalistico Goffredo Parise per il reportage, un concorso voluto dal comune di Salgareda ma fortemente anche dal presidente della giuria Cesare De Michelis, recentemente scomparso.
Istantanea dei vincitori della seconda edizione del premio per il reportage giornalistico dedicato a Goffredo Parise, scrittore e cronista del Corriere della Sera, che aveva scelto il Piave e la terra trevigiana alla fine del suo lungo viaggio. Le opere migliori le ha composte nella sua casa di Salgareda, comunità che ora gli dedica questo premio, al quale aveva chiamato in qualità di presidente della giuria Cesare De Michelis, recentemente scomparso. E in questa seconda edizione forte è il ricordo dell'editore e inventore della Marsiglio. Cesare De Michelis è stato un interprete eccezionale per il mondo giornalistico, di scrittori, di poesia, era entusiasta, aveva capito le intenzioni del nostro portare in alto il reportage. Ha ancora un senso un premio giornalistico o comunque un premio letterario in un mondo in cui la gente legge sempre meno, purtroppo? Io ho questa idea, i premi letterari ormai sono operazioni di puro marketing editoriale. Questo premio si distingue dagli altri premi giornalistici, ce ne sono molti premi giornalistici, intanto perché è un concorso, quindi i giornalisti che partecipano si fanno giudicare da una commissione di altissimo profilo fin dalla prima edizione. Il nostro viaggio del sabato nella memoria della Grande Guerra ci porta a parlare dell'inno del Piave con un oggetto davvero, davvero speciale. Vediamo. Signor Bruno, che cos'è questa penna e perché è importante? Questa penna è l'ultima penna che ha usato il poeta Ea Mario. Il poeta Ea Mario è quello che ha scritto l'inno del Piave. Chissà quante volte questa stilografica ha fermato su carta i versi dell'inno simbolo della Grande Guerra. Una canzone nata quando Ermete Gaeta, postino da Napoli, si trovava a distanza a Mestre. Era un ragazzo del 99 e era sempre qui assieme al sodalizio nazionale dei ragazzi del 99, che si è costituito a Nervesa della Battaglia con atto notarile e aveva sede in Santa Croce del Montello, perché Santa Croce del Montello è nata nel 1899. Ecco perché questo è il paese dei ragazzi del 99, la gioventù che diede il coraggio di resistere sul Piave dopo i giorni bui di Caporetto. Soldati che qui portarono le loro storie, diventate un museo, oggi custodito da tutta la comunità. Noi del paese, con il materiale che hanno lasciato, abbiamo messo su il museo. È stato aperto per un poco. Poi i giovani non ci hanno più seguito e l'abbiamo chiuso. Adesso nella ricorrenza dei 100 anni della Grande Guerra l'abbiamo riaperto. Ecco perché questa storia è legata alla stilografica del Piave, che è solo uno dei tanti oggetti di cui la comunità di Santa Croce va fiera. Tante le foto che raccontano come qui il ricordo di chi ha combattuto ed è morto non sia mai venuto meno. E tra chi ha sempre sostenuto queste opere c'è l'autore dell'inno del Piave. Ha fatto un sacco di cose assieme al sodalizio nazionale, partendo dalla croce Pax Mundi messa sul campanile che ogni sera si illumina a ricordo di tutti i morti in guerra senza croce, il carillon che suona l'inno del Piave 3 volte al giorno, alle 10 del mattino, al mezzogiorno e alle 3 del pomeriggio. Una canzone che il 18enne soldato Gaeta scrisse di getto e che continuò a cantare col cuore, come si sente nella sua registrazione originale. Noi sei il Piave, noi saremo mai più il nemico faccia un passo avanti, e si vide il Piave rigonfiare le sponde, e come i fanti combatteva le onde, l'osso del sangue del nemico altero, il Piave comandò, indietro va straniero. Un inno che ebbe così tanto effetto sulle nostre truppe che lo stesso Diaz lo paragonò con la stessa forza d'urto di un'intera divisione. Note che dall'8 settembre del 43 fino al 12 ottobre del 46 divennero anche l'inno nazionale di un'Italia nuovamente devastata dalla Seconda Guerra Mondiale. Che cosa ci deve far ricordare questa penna? Il sacrificio che hanno fatto i nostri soldati combattendo qua per avere
la libertà, diciamo. La pace non trovò né oppresti né stranieri. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Il tempo migliora sulle nostre regioni anche se rimane una nuvolosità diffusa un po' su tutti i settori, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà parzialmente o irregolarmente nuvoloso, a tratti anche coperto sui settori montuosi. Non sono peraltro previste precipitazioni degne di nota. Diamo uno sguardo quindi alle temperature. Le minime saranno comprese tra 14 e 17 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 20 e 25 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Anche su questa regione il tempo tornerà asciutto ovunque. Il sole sarà prevalente, sia pure con presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Andiamo a vedere anche qui le temperature previste. Le minime saranno comprese tra 15 e 16 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra 21 e 25 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige, dove la giornata sarà all'insegna delle nubi, con il cielo che a tratti potrà anche coprirsi. Foschie sulle vallate trentine al primo mattino. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste. Le minime saranno intorno ai 19 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra i 23 e i 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.